L'autonomia e le dichiarazioni del ministro Salvini la faremo entro marzo, soddisfatto il governatore Zaia, speriamo che ora tutti si zittiscano. Approvata dal Parlamento la tassa di sbarco per chi viene a visitare Venezia senza dormire in città. Da luglio si potrà sborsare fino a 10 euro, esulta il sindaco Luigi Brugnaro. Tragedia nel Vicentino, un bimbo di 18 mesi muore soffocato da un popcorn, il dramma davanti agli occhi dei genitori. Ladri in chiesa nel Trevigiano, gravi danni a porte e finestre, alla fine i banditi fuggono con le offerte, i parrocchiani si riuniscono per aggiustare quanto distrutto. Capodanno, tanti gli eventi organizzati in Veneto, da Piazza San Marco a Prato della Valle, tutti pronti a salutare il 2019, dalla polizia arrivano i consigli per festeggiare in modo sicuro. Per la prima volta al mondo un'equipe di medici ha tolto un tumore al cuore senza aprire il torace del paziente, l'intervento all'ospedale di Padova. Stasera su Antenna 3 alle 21:15 il messaggio di fine anno del governatore del Veneto Luca Zaia, dall'autonomia all'impegno per ricostruire la montagna, le grandi sfide del 2019. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli, in primo piano l'autonomia, con le parole del vice premier Salvini che ha detto la faremo entro marzo, soddisfatto il governatore Zaia. Una rivoluzione non si fa in un quarto d'ora e comunque avevamo detto entro l'inverno, che finisce con il 21 marzo. Tra l'altro il mio compleanno è il 9 marzo, per cui sarebbe un bel regalo per me, lombardo, che ho votato il referendum. Ci pensa il vice premier Salvini a ridare fiducia ai veneti a proposito dell'autonomia, perché dopo le frenate prima dell'altro ministro Di Maio, poi del presidente del Consiglio Conte, dai cittadini alle categorie economiche il pessimismo è cresciuto. Adesso però il leader del carroccio segna le prossime tappe dell'iter. Per il 15 gennaio è fissata la chiusura del lavoro tra i ministeri, perché si tratta di un passaggio storico mai fatto prima e quindi è giusto approfondire tecnicamente tutti i temi. Entro il 15 febbraio, continua Salvini, sarà pronta la proposta del governo e ricordo che nel contratto di governo c'è l'applicazione di quanto votato al referendum. A quel punto comincerà la trattativa con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il premier Conte aveva dichiarato che lo Stato non avrebbe trasferito tutte le competenze, parole alle quali era seguita la replica del governatore Zaia, che aveva detto o troviamo l'intesa per le 23 materie o non firmo. A tal proposito, chiarisce Salvini, saranno delegate tutte quelle previste in Costituzione. Chiaro che come Lega siamo a favore della massima autonomia possibile e che nel Movimento 5 Stelle c'è più prudenza, ma vedrete che troveremo l'accordo anche su questo. Affermazioni che vengono accolte con soddisfazione dal presidente del Veneto. Ottime le dichiarazioni di Salvini sull'autonomia. A questo punto spero che tutti si zittiscano, gli increduli, gli scettici, quelli che difendono gli sprechi e soprattutto coloro che tifano perché non si faccia nulla, ha detto Zaia, che poi ha aggiunto: ringrazio Matteo Salvini che in qualità di vice premier e non ultimo di segretario della Lega conferma e chiarisce fino in fondo la roadmap per l'autonomia. Siamo di fronte ad una riforma epocale, lo vorrei dire a chi sta lì col bilancino a valutare millimetricamente tutte le dichiarazioni. Penso che Salvini sia riuscito a portare nel contratto del governo l'autonomia, perché questa è la dote che nel contratto di governo ha portato la Lega. Sono sicuro che i 5 Stelle prosegue e non potranno che essere al nostro fianco per realizzare l'autonomia. Il 21 marzo è vicino, noi siamo pronti, ha concluso il governatore. E subito dopo il discorso del Capo dello Stato, alle 21:15 andrà in onda su Antenna 3 il messaggio di fine anno del governatore Luca Zaia. Sarà l'occasione, ha spiegato il governatore, per fare un bilancio dell'anno che si sta chiudendo, ricordando tra le altre cose l'impegno per l'autonomia e il maltempo, ma anche per ringraziare i veneti. Approvata dal Parlamento la tassa di sbarco per chi viene a visitare Venezia senza dormire in città, esulta il sindaco Luigi Brugnaro. Il contributo di sbarco nel centro storico di Venezia è legge dello Stato. Grazie prima di tutto al Presidente della Repubblica e al Ministro delle Finanze Tria per averlo voluto inserire nella legge di bilancio. Visibile la soddisfazione del sindaco Luigi Brugnaro all'indomani dell'approvazione della tassa di sbarco per i turisti giornalieri a Venezia, votata all'interno della manovra finanziaria. A partire da luglio 2019 il Comune potrà tassare da un minimo di 2,5 a un massimo di 10 euro le persone che verranno a visitare la città senza passarvi la notte.
A riscuotere l'imposta, alternativa a quella di soggiorno, saranno le compagnie che gestiscono i mezzi per giungere in città, dai treni alle navi ai pullman turistici, tramite una maggiorazione sul prezzo del biglietto. A loro spetterà poi il compito di girarla all'amministrazione. Un provvedimento molto importante per la nostra città, perché i costi per pulire il centro storico e per la sicurezza del centro storico sono costi veramente speciali che in tutti questi anni sono stati sostenuti dai veneziani. Grazie, perché questo ci aiuterà a gestire meglio la città, a tenerla pulita e a poter offrire quei servizi agli ospiti che verranno a visitarla sempre più di avanguardia e consentire prima di tutto ai veneziani di poter vivere più decorosamente. L'amministrazione comunale avrà tempo fino al 28 febbraio per approvare un'integrazione di bilancio che fissi gli importi e preveda il gettito della nuova tassa, oltre a definire nel dettaglio le modalità di applicazione e soprattutto i criteri per le esenzioni. Sicuramente esclusi residenti, lavoratori e studenti degli atenei veneziani. Tra le ipotesi quella di estendere l'esenzione a tutti i possessori di tessera Venezia Unica, ai residenti della città metropolitana o forse dell'intero Veneto. Sarà a nostra cura dell'amministrazione nei prossime settimane predisporre un regolamento che tenga conto, proprio metta davanti i residenti, gli studenti, i lavoratori e tutti quelli che hanno titolo per entrare in città e per viverla. Agli altri, alle persone che verranno a visitarla, chiederemo appunto un contributo per tenerla pulita e per tenerla sicura. E su questa novità di portata storica per la città di Venezia sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Finalmente Venezia non dovrà piangere miseria come ha fatto negli ultimi decenni. Questa tassa di sbarco consentirà di far arrivare in città le risorse necessarie a quelle cure di cui una vecchia signora fragile e malandata ha bisogno. Quindi soddisfazione del Consiglio Comunale e del Sindaco Brugnaro in particolare, una certa diffidenza da parte degli albergatori anche veneziani che dicono ma l'importante è che non aumentino anche la tassa di soggiorno, perché ticket di sbarco dai 2,5 ai 10 euro più una tassa di soggiorno aumentata, allora tirerebbero il freno tutte le agenzie di viaggio e soprattutto quei turisti che saranno colpiti arrivando a Venezia con mezzi di trasporto, non essendo residenti a Venezia. Ovviamente nel Veneto, arrivando da fuori, saranno colpiti da questo balzello, quindi che arriva in aereo, in treno, in autobus, con i pullman, insomma, se non è residente qui e se soprattutto è un turista mordi e fuggi, cioè che non pernotta in città, allora sarà colpito. Hanno protestato gli albergatori di Jesolo perché dicono, e anche altri albergatori protesteranno probabilmente, perché dicono noi abbiamo proprio quei turisti che vengono a Jesolo o in altre località e poi vanno a Venezia in giornata e tornano a Jesolo, quindi questo potrebbe, diciamo, indurre i turisti, le famiglie, ma le agenzie di viaggio a non puntare su certe zone. Ma vedremo, questa misura dovrebbe entrare in vigore dal luglio del 2019, il Consiglio Comunale ha tempo fino al 28 febbraio per, diciamo, precisare questa grande novità. L'importante è che, insomma, questa misura non colpisca coloro che vivono a Venezia, gli studenti, i lavoratori, tutti coloro che sono pendolari, insomma non è che debbano pagare questa tassa. C'è da chiedersi come si farà a distinguere il turista che pernotta a Venezia da quello che non pernotta a Venezia. Insomma, troveranno un sistema e questo balzello sarà, non so, sul biglietto dell'autostrada, sul biglietto aereo, sarà come dire, trattenuto dalle Ferrovie dello Stato, e come si farà anche lì a decidere chi è il turista che pernotta fuori o dentro città, lo vedremo. Insomma, sta di fatto che era una misura importante che probabilmente migliorerà la classe turistica, nel senso che non arriveranno più troppi barbari, 24 milioni all'anno che calpestano questa città senza pagare nulla, e Venezia è un museo a cielo aperto e per entrare bisogna pagare qualcosa. In America per vedere uno sputo dall'acqua che viene spacciato per un geyser si pagano $10 e altre attrazioni di questo genere. A Venezia si entra gratis, la si fa per le strade, per le calli, per i campielli e lungo i rii, e si fanno cose che abbiamo documentato anche con il nostro video. Quindi è una misura importante e vedremo come sarà applicata, perché poi l'importante è capire soprattutto
come sarà messa in pratica. Bene, ringraziamo il direttore, ci spostiamo ora nel Vicentino, tragedia sabato sera ad Arcugnano, bimbo di 1 anno e mezzo muore soffocato dopo aver ingerito un popcorn. Arcugnano, tragedia sabato sera. Un bimbo di 18 mesi ha perso la vita davanti agli occhi sconvolti dei genitori dopo aver ingerito un popcorn. Doveva essere un dopo cena tranquillo davanti alla televisione, madre, padre e figli, tra cui Leone, nato a giugno del 2017, e una bella ciotola di popcorn. Il dramma si consuma verso le 22 quando il piccolo Leone, dopo aver ingerito un fiocco, si lamenta debolmente. I genitori intuiscono cosa è successo, il fiocco è rimasto in gola, il piccolo fatica a respirare. Da qui i frenetici tentativi di salvarlo, la chiamata al 118 che via telefono cerca di aiutare i genitori a liberare la gola del figlio, in attesa che arrivino i sanitari. Ma quel maledetto fiocco di popcorn non vuole uscire. Quando finalmente i medici del 118 riescono a liberare la gola del piccolo è ormai troppo tardi. Leone muore per soffocamento. Ed ora andiamo a vedere il Capodanno vissuto da chi vive nella golena del Piave, perché a 2 mesi dalla piena del fiume nei comuni coinvolti si continua a pulire e questa sera si festeggerà lontano da casa. Sarò ospite anche questa sera come a Natale, infatti la mia famiglia mi ha anche aiutato, gli amici mi stanno aiutando. Io non lo faccio neanche, non ho fatto Natale, non faccio neanche l'ultimo dell'anno, un giorno come tutti gli altri. Anche perché quando hai gli altri problemi non penso che ti viene tanta voglia di fare, sì, festa diciamo. Per la signora Elisabetta, come per molti altri residenti della golena del Piave, sarà un ultimo dell'anno fuori casa, ma non per i festeggiamenti, ma perché le loro abitazioni sono tutt'oggi inagibili. 2 mesi dopo l'esondazione del Piave, con l'acqua e il fango che hanno invaso campi e abitazioni della golena, si continua a lavorare per ripulire. Abbiamo limo dappertutto, fango dappertutto. Se dopo andiamo a vedere all'interno le pareti che noi stiamo asciugando in questo momento, adesso stanno scoppiando tutte quante, qui ci vorranno un paio di 2 o 3 mesi per asciugature bene le pareti. Anche oggi, mentre in molte case sono in corso i preparativi per il veglione di Capodanno, qui da Ponte di Piave a Zenzon si lavora per poter rientrare quanto prima nella propria abitazione, laddove sia possibile. Qui abbiamo dei nuclei familiari che neanche non si pensano all'internamente di entrare, addirittura quelli che hanno le case, che hanno le travature di legno, devono essere abbattute, rifatte nuove. Si viene avanti e indietro perché di sopra abbiamo la roba per poter cambiarsi anche, sì, sicuramente mesi perché finché non si asciuga non puoi fare niente. Finché non asciughi tutto, i muri e tutto, perché continua a venire sempre fuori acqua. È venuta dentro da poco tempo, sarà 15 giorni, 20, che abbiamo ripulito un attimo dentro e che la situazione insomma è un po' così precaria. Ecco. Sono ospite, sono fuori di casa, qui fino a quest'estate non potrò venire, chiaramente. Adesso abbiamo fatto un po' una stima dei danni, penso siamo attorno ai 40.000 euro circa. C'è poca voglia di festeggiare in golena. Si spera che il nuovo anno faccia dimenticare il 2018 e porti con sé anche qualche aiuto economico. Un po' alla volta speriamo insomma, di avere anche un qualche aiutino, se fosse possibile. Mi sembra che per il momento non ho visto nessuno a venirci a dire ma guardi, stanno arrivando dei soldi, non ho sentito niente. Viste le contingenti condizioni meteo-climatiche vegetazionali caratterizzate da condizioni di gran secco abbinate a vento in alcune parti del territorio, la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio dalle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza. Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate e comunque entro la distanza di 100 metri dai medesimi terreni. È stato recuperato in mattinata l'aereo precipitato ieri sul Piave, illeso il pilota, già oggi sul posto per il trasporto nell'hangar di Nervesa, che ci ha confidato, è la seconda volta che vado giù. Purtroppo sono un po' sfortunato perché con questo aeroplano ho già vissuto un'altra e avevo pensato che si fossero risolti i problemi, evidentemente i problemi non si sono risolti perché quando una cosa nasce male sotto il profilo aerodinamico, sotto il profilo di bilanciamenti e cose del genere bisogna rinunciare
a usarla. Ho provato ma praticamente mi ha detto basta, falla finita, rottamami. Fine anno con rottamazione per questa riproduzione di un aereo tedesco da ricognizione della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, poco dopo mezzogiorno, pompieri, ruspe del posto e soprattutto gli amici dell'aeroclub Jonathan l'hanno recuperato dopo la brutta avventura di ieri, finita, è il caso di dirlo, miracolosamente con un ammaraggio a testa in giù sul Piave. E non appena l'aereo è stato depositato all'asciutto sono iniziate le operazioni di smontaggio. È stato un cavo di potenza costante che mi manteneva per aria, ma non a sufficienza da riprendere quota. Poi ha scelto di ammarare a un certo punto? Sì, poi è subentrato anche un problema tecnico sul trim che mi è andato a fondo forse a picchiare. Questo trim, che è un comando, per contrastarlo ho dovuto effettuare una cabrata, ma ero ormai basso e praticamente ha toccato il codino di coda, ha toccato l'acqua. Esperienza di una vita da pilota all'Italia, ma anche una buona dose di fortuna hanno schivato la tragedia per sé e per gli altri. Situazione che, come abbiamo sentito, non si ripeterà, almeno con questo aereo, perché ci dicono gli appassionati, il destino non va sfidato più di 2 volte. E per chi dopo questo fatto mette in dubbio anche la sicurezza degli altri velivoli storici, il presidente dell'Aeroclub di Nervesa ribatte. Allora, nel caso di questo aeroplano, questo è un ultraleggero, è una replica di un aeroplano famoso della Seconda Guerra Mondiale. Gli aerei della Fondazione sono quasi tutti delle repliche ricostruite, quindi sostanzialmente degli aeroplani nuovi come anno di costruzione, salvo il Tiger Moth, che quello è un originale del 1941 che, seguendo i programmi di manutenzione previsti, va sempre tenuto in efficienza. Rimaniamo nella provincia di Treviso, brutta sorpresa questa mattina a San Bortolomeo, una frazione di Breda di Piave. I soliti ignoti hanno rubato in chiesa entrando, pensate, dal bruciatore per il riscaldamento. Signor Benedetto. Non si può fare i ladri nuovi, non siamo buoni. Poche parole che raccontano tutta una vicenda che rimarrà come molte altre nella storia del piccolo paese di San Bartolomeo lungo le rive del Piave. Tutti ricorderanno i ladri del bruciatore, nel senso che l'attrezzo per scaldare non se lo sono portato via, ma l'hanno usato per entrare in chiesa. Hanno rotto i ciniti della porta, hanno tolto il pannello. Hanno tolto questo pannello. Questo qua. Sì. Svitatelo. Sono entrati dove c'è il tunnel. Usciti, adesso lo vedete in chiesa. Ladri che non solo hanno affrontato polvere e fuliggine, ma una volta tra le sacre pareti hanno puntato dritto alla sacrestia. Hanno cercato di entrare in sacrestia, però di là c'è un cagnolaccio grande, in modo che così la porta era chiusa. Non contenti della devastazione hanno pensato bene di uscire forzando una porta, per poi scassinare il portone esterno della sacrestia. Totale 4 infissi fuori uso. Se entravano direttamente da qua non facevano tutto quel lavoro che hanno fatto. Così sono più i danni che il valore portato via. Ecco, ma poi alla fine hanno portato via cosa? Solo denaro oppure come? Sì, denaro. No, non è stato toccato niente di calici, niente, toccato niente, solo denaro. Più o meno 400 euro, frutto delle offerte di più domeniche, visto che qui il parroco non vive da tempo, che diventano 800 contando i danni. Quanta fatica per portare via in proporzione così poco, commentano i fedeli, accorsi subito con i propri attrezzi per iniziare le riparazioni. In proporzione un lavoro onesto, magari nei campi vicini, avrebbe fruttato di più per corpo e l'anima. Già perché, continuano i parrocchiani, si dice che San Bartolomeo sia poco clemente con i ladri, figurati con quelli che gli devastano la chiesa. Ma intanto il santo un piccolo miracolo l'ha fatto qui lungo il Piave, richiamando tutti, anche in ciabatte, attorno alla loro chiesa. Segno di appartenenza, dicono i laici, segno di fede per i credenti, ma noi pensiamo sia semplicemente segno di rispetto per le proprie radici e la propria comunità, che ai ladri, quasi ridendo, manda a dire: Inutile che vengano qua, soldi qua non ce ne sono. Non state io dove che lei il prete. Perché? No, perché sapevo che dicendo che è del parroco, va tutti dal parroco di A. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. L'onda lunga delle polemiche di fine anno sulle presepe ha spinto il parroco di Mira, Dondino Pistolato, a intervenire sul significato di un simbolo che per lui non dovrebbe essere oggetto di battaglie politiche. Il presepe non offende in alcun modo i rappresentanti di altre culture o religioni, ma neppure può diventare un simbolo di chiusura identitaria.
Con questa motivazione il parroco di Mira, Don Dino Pistolato, ha deciso di tornare dopo alcuni anni ad allestire all'aperto la natività della chiesa di Gambarare. A me piace invece l'idea che diventi un segno pubblico rivolto a tutti, ecco, perché il presepio tradizionale poi porta in sé proprio il segno dell'accoglienza, della diversità, dei soggetti che vivono nella fragilità e nella debolezza. Anche con questo spirito in qualche modo noi lo proponiamo a chi passa lungo la strada e che diventi un'occasione anche di fraternità tra tutte le persone. Troppo spesso, sostiene Don Dino, il presepe è diventato motivo di scontro tra opposti schieramenti ideologici, nessuno dei quali sembra aver colto l'autentico significato di questo simbolo. Abbiamo delle persone di altra religione, di altra cultura, che ci chiedono, no, questi segni perché loro li godono e li sanno apprezzare. D'altra parte credo ci sia una grande ignoranza, perché per esempio nel mondo dell'Islam la figura di Maria è una figura esaltata, è una figura estremamente venerata da parte del mondo islamico e Gesù Cristo è considerato un grande profeta. Ha torto dunque per il parroco di Mira chi pensa che rimuovere il presepe serva a migliorare il dialogo con culture diverse. Esattamente l'opposto. Io ho avuto la fortuna di girare tanti paesi del mondo, dico, no? Mondi buddisti, mondi musulmani, vi dicendo, e loro presentano sempre le loro tradizioni, le loro forme di cultura che considerano importanti e credo che hanno lo stesso identico rispetto nei confronti nostri. Credo che ci aiuta a creare dialogo, non invece separatezza. Capodanno in sicurezza, ci si può divertire senza eccedere i consigli della Polizia di Treviso. Ormai mancano poche ore alla fine del 2018, tutto pronto per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. In Piazza dei Signori musica, balli e fuochi d'artificio che partiranno dalla Torre Civica. Divertitevi ma non eccedete, non sballate, l'invito delle forze dell'ordine. Tra l'altro il sindaco di Treviso Mario Conte ha firmato l'ordinanza che impedisce l'accensione e il lancio di fuochi, lo sparo di petardi e lo scoppio di mortaretti a razzi in tutto il territorio comunale, tranne che nei luoghi e per gli eventi autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza. Non solo, ma sono stati rafforzati i controlli in tutte le strade maggiormente frequentate. Non esageriamo, perché molte volte l'uso dell'alcol porta a degli atteggiamenti che sono inconsueti in una persona normale di tutti i giorni, che non vengono però valutati dalla legge come degli esimenti, ma vengono praticamente considerati come degli aggravanti. Quindi brindare è una cosa normale, ma non eccedere mai. Per quanto riguarda le bombolette urticanti, dove ci sono degli ammassamenti di persone è un grosso rischio. Quello che può comportare l'uso smoderato o quantomeno incosciente o delinquenziale di certe persone che lo utilizzano, abbiamo visto quali possono essere poi le conseguenze. Quindi io invito a lasciarlo a casa. In Italia l'uso di questo spray è legale solo per la legittima difesa, ha spiegato anche il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Nel caso non venga utilizzato a queste condizioni viene considerato illegale e il suo utilizzo può avere conseguenze molto gravi. Anche in Piazza Giorgione tutto è pronto per il grande concerto. Controlli e misure di sicurezza in tutte le città della provincia per garantire un capodanno sereno ai cittadini. Nel cuore di Vittorio Veneto musica e cibo in piazza, così come a Conegliano. L'appello della polizia ai cittadini che vanno in centro. I delinquenti non vanno mai in ferie e difficilmente vanno a divertirsi, e quando ci sono invece tante persone che vanno a divertirsi, per loro è un richiamo al lavoro, come naturalmente lo è per noi. Quindi massima attenzione quando si lascia l'appartamento per andare in piazza. A Padova una task force di specialisti ha rimosso un tumore renale esteso al cuore aspirandolo senza aprire il torace con una nuova tecnica usata per la prima volta al mondo. Il paziente sta bene e presto tornerà alla sua vita normale. Rimuovere un tumore renale esteso al cuore aspirandolo senza aprire il torace attraverso una nuova tecnica che ha trovato applicazione a Padova per la prima volta al mondo. A portare a termine l'operazione una task force di cardiochirurghi, urologi e chirurghi epatobiliari coadiuvati da cardioanestesisti e personale sanitario. Il paziente è un 77enne affetto da numerose patologie, già sottoposto ad intervento di triplice bypass aortocoronarico, che aveva scoperto durante una visita di controllo di essere affetto da
da una patologia renale. È un tumore che è vero parte dal rene, ma poi molto invasivo entra dentro la vena cava, che è questo grande collettore venoso che sta al centro del nostro corpo. Bene, questa vena che viene infiltrata dal tumore passa dentro il fegato e poi arriva al cuore. E ecco perché questi 3 organi sono stati coinvolti e c'è stata la necessità di queste 3 equip a lavorare in maniera sincrona e alternata. È entrato in sala operatoria alle 8 di mattina, il paziente è uscito alle 21 dopo un intervento di circa 13 ore durante il quale si sono avvicendati 28 professionisti. È stato rimosso il tumore renale rimuovendo appunto il rene e parte della massa si estende all'interno della cavità cardiaca e quindi bisogna intervenire, o almeno si interveniva fino a prima che noi mettessimo a punto questa tecnica, usando la circolazione extracorporea e aprendo il cuore per rimuovere questa massa. Invece con questo, che lei giustamente ha chiamato un aspirapolvere, noi abbiamo rimosso la massa intracardiaca senza la necessità di aprire il cuore. Il nuovo approccio chirurgico microinvasivo ha dunque permesso l'asportazione di masse intracardiache da tumori renali senza aprire il torace, a cuore battente e senza l'ausilio della circolazione extracorporea, con una sola incisione a livello dell'inguine. Nei prossimi giorni il 77enne potrà tornare alla sua vita normale. Questo era un paziente che dal punto di vista cardiochirurgico era stato operato 2 volte ed è questo appunto il problema. Quindi diciamo che se dal punto di vista urologico il caso era complesso, è diventato ancora più complesso per il fatto che il paziente era già stato operato 2 volte dal punto di vista cardiochirurgico. Siamo arrivati al termine. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, si parlerà di Capodanno e sicurezza, lo faremo con il nostro ospite in studio, Luca Migliorini della Questura di Treviso. Prima di salutarvi, lasciarvi alle previsioni del tempo, io vi auguro un buon fine anno e un buon inizio 2019. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Il nuovo anno inizia all'insegna del bel tempo. Ecco il dettaglio del 1 gennaio 2019. Sul Veneto la presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure meridionali, talvolta anche persistenti. Più sole altrove, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 3 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 9 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà il sole a prevalere, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addensamenti sulle coste al pomeriggio. Temperature stazionarie con minime comprese tra lo 0 e i 3 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree meridionali. Temperature minime sui -5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 3 e 5 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.